Esprime soddisfazione il senatore Candiani della Lega per Salvini, venuto in città in occasione del sostegno al candidato a sindaco Daniela Catalano. Candiani si è anche recato negli altri comuni dell'Agrigentino dove si andrà a votare, in particolare a Raffadali, che vede la candidata Elina Rampello. Così come esprime il suo parere per l'affermazione del sì al referendum, tutto in ottica di un rafforzamento della presenza della Lega di Salvini nell'isola, che ha già espresso all'Ars un proprio gruppo parlamentare, e la successiva nomina di un assessore, Alberto Samonà, presente anche lui ad Agrigento accanto alla Catalano. Beh, certamente il risultato per la Lega è un risultato di grande soddisfazione. Avremmo voluto agguantare anche la svolta in Toscana, è mancata. Come si disse da qualche parte, non è mancata l'impegno, ma è mancata in questo caso qualche pizzico di fortuna. Abbiamo toccato dei risultati straordinari. In Veneto siamo arrivati con Zaia, che con lui è un esempio per tanti altri governatori regionali, però ha dato la dimostrazione che il buon governo della Lega rompe ogni schema, fino ad arrivare addirittura a una maggioranza straborante che supera abbondantemente il 60%. Nelle altre regioni abbiamo dimostrato che la Lega può essere da traino. Le scelte dei candidati potevano essere più premianti e performanti se ci fosse stato magari l'ascolto di quelli che erano i nostri avvisi dati all'inizio. Però, ripeto, abbiamo fatto una buona campagna elettorale con un centrodestra che, dove si presenta unito, forte e determinato, dimostra che questo è un governo che sta in piedi solo con l'interesse di evitare di andare alle urne, di mantenere lo status quo. Possono scappare, ma non per sempre. Quando torneremo alle urne a livello nazionale torneremo anche al governo del Paese. Ci sarà una reazione a questo voto, secondo lei, a livello nazionale? Può cambiare, ci sarà una crisi, insomma, che scenario politico pensa che questo voto potrà dare? Guardi, c'è una certezza che questi si sono incollati alle sedie. Lo stesso utilizzo del referendum come elemento collante da parte dei 5 Stelle è evidente. Lì dentro oggi siedono parlamentari che non ci rientreranno più neanche con la benedizione dell'Eterno. È indubbio che con questa condizione loro hanno prefigurato uno scenario che possa il più possibile portare a perdurare. Ribadisco quanto detto poc'anzi, possono portare in là la scadenza, speriamo nell'interesse dei cittadini italiani il meno possibile, ma alla fine non possono sfuggire al responso che arriverà dalle urne. Il risultato del referendum? Il risultato del referendum è in questa direzione. L'antipolitica è stata caricata a molla con un obiettivo semplice da parte di chi sta al governo: rendere necessario per chi oggi è eletto in Parlamento il non andarsene a casa, perché altrimenti non ci rientra più. I 5 Stelle, che sono entrati in Parlamento col 35-36%, oggi lì dentro sono rappresentativi di un paese che non c'è più all'esterno. Nel paese reale hanno meno del 15%. E con il taglio del 30% vuol dire che solamente il 10-11% di essi rientrerà in Parlamento. Ma è ovvio che questi si appiccicano alla sedia e si imbullonano, che è l'esatto contrario rispetto a quello che dovrebbe essere la buona politica. Predicano in un modo e applicano invece le peggiori regole per se stessi.